Mariano, volevo seguire il viaggio. Voglio vedere il Prego, mi lasci un'intervista, cosa ne pensava? Lei è un tifoso che fa a Milano oggi? No, io non sono un tifoso, non tifo più. Sono anticalcio. Anticalcio io. Poi alla fine a giugno, poi a maggio, il 5 maggio li famo vedere a tutti. Come ha fatto quello oggi? Ragazzi, un attimo di pazienza. Loro ancora credo che non vinciamo scudetto, poi il 5 maggio, andiamo tutto casa loro, tutto casa loro. No, non posso vincere. Nemmeno non vinci. Kenta, vivi per questo tu. Tu sei da Lazio, vivi per questo, anche tu. Io per mettere il cartello solo. Oggi mi ha detto meno male che sta andando a Milano. A Fungarolo. A Ciccio. La capoccia. A Fungarolo, la coagulo. Ma che c'ha la tasca? Per telefono. Comunque sei sfinato il Ciccio, perché ha ragione la signora sotto casa tua. Io l'ultima volta che ti ho visto è scaricasse, a lavorare lì per Ciccio. Scarica il pesce. Scarica il pesce, il pesce. Stiamo andando alla foto, sì, mi sembra di sì. Alla fine della pausa per andare a quella curva, no? E mo porto tre, mo porta altro collega. Quadra baduffolo. Domino. Sull'autobus hanno dimenticato una cosa del genere. Non so di che riesce a rompere quel perché non so Che cazzo, raga, questi una settimana dopo. Ma Kenta con i pantaloni nuovi? Che sì, abbiamo i pantaloni. Discusso cato no. Ma poi dici che ti fa male, sei cazzato, ciao, è pazzo. E me pure operazione. Quella che le sigarette le fanno male. Falle, ma mortacchi no, sta a posto. Sta Oh, primo piano, Ciccio, a dico, sta per il primo piano. Buonasera. Senti qua, Frecca, sta avuto la luna di profumo qua sulla luce. Si vedeva tutto.